Buonasera da Bottrighe, siamo a questa manifestazione di Chi la Vecchia Salvada i Pompieri. Questa domenica 4 gennaio una festa organizzata da Aribo, Associazione Ricreativa Bottrighe, e dal gruppo folcloristico Bontemponi, con la collaborazione dei Vigili del Fuoco, della Croce Verde, della Fida Spolesana e di molte realtà commerciali e artigianali del territorio. E adesso andiamo a scoprire un po' di cose. Con gli amici della Croce Verde, presidente, vicepresidente, voi ci siete sempre, Sempre. Un po' freddino oggi, ma ci siamo. Freddo c'è freddo, bravi. Se non ci fosse la Croce Verde ad Adria bisognerebbe inventarla. Sì, ma oggi siamo anche in compagnia, ci stiamo tenendo buona il presidente del CSA perché presto vorremmo andare ospiti e quindi ci stiamo portando avanti. Ma c'è anche il sindaco, sotto mentito e spoglie il sindaco perché così imbacuccato non l'avevo riconosciuto. Buonasera a tutti quanti. Allora, Bottrighe ogni volta ci stupisce con effetti speciali, sindaco. È una comunità vivace e che ha il vero senso del senso civico per sempre mettere in moto nuove iniziative, e questo è l'esempio concreto. Perfetto, grazie a tutti voi, adesso andiamo a seguire un po' di cose. Grazie a voi, buona Befana. E naturalmente Aribo sempre presente, ciao Davide. Grande Davide. Amici Aribo, ecco stiamo registrando, presidente. Prima ti avevo conosciuto solo come DJ, ma sei anche presidente, Davide. Davide Conforto. Presidente occulto. Tutto lo staff, Vicepresidente e segretario. E la Barbara dov'è? Chiamiamo fuori gli artisti. La Barbara dov'è? Josi Orfei. Ci stanno cercando. Ecco perché ricordiamo tra i presentatori della serata Barbara Vannin, Roberto Marangoni che già conosciamo, Barbara vicina al presidentissimo. Grazie Aribo. Grazie. Orlando Orfei, grazie di essere stati a Bottrighe. Portate i saluti a tutti i vostri familiari che conosco, un abbraccio ancora e vi aspettiamo di nuovo a Bottrighe. Grazie. E adesso, in attesa della Befana che abbiamo sentito ronzare, ci sono 2 o 3 canzoni dei Bontemponi, facciamoli accomodare, state indietro bambini, i Bontemponi avanti. 3 brani, 2. Salutiamo anche gli antichi mestieri di Correzzola, dico bene? Complimenti per riportare queste cose. Correzzola in provincia di Padova in questo gemellaggio. Allora lei è il canepaio. Sì, mi sono quello che fai sbalci. Quello che fa i sbalzi che non sapevo che si chiamassero così. Adesso te impara. Bravo. Sempre da Correzzola. Posso andare a vedere le belle signore? Guarda qua. Ma va che brave. Allora, nella serie, Ulcinetto dico bene? Sì. Qua, sempre Ulcinetto. La signora invece? Ricamo. E anch'io ricamo punto a giorno. E poi la Varda anche. Sì? Sì. A Varda, no, è la signora Rasa della Vandara. Ah, visto che abbiamo diretto, ma uso che attira giù. Fassa vedere. Sì. È tipica lotte che si faceva una volta quando così era così gli antichi mestieri, quando ieri la razza si preparava a lotta, no? Alcune canzoni dei Bontemponi aspettando i vigili del fuoco del comando provinciale di Rovigo, di staccamento di Adria, e poi salveranno appunto la Befana. Adesso qua comincia la rappresentazione, la Befana purtroppo si è schiantata in questo palazzo e adesso dovrebbero arrivare i vigili del fuoco ad aiutarla. Ecco. La Befana prende fuoco.
li chiamiamo, aspetta, faccio 115. Pronto, pompieri? Eccola che sta cercando di scappare dal fumo. Pompieri, abbiamo bisogno di Bottrine. La Befana è atterrata male, come sempre. Il palazzo della sala polivalente questa volta, Piazza delle Libertà all'inizio. Sei viva? Aiuto! Aiuto! Alessio Scambio, pompieri! Alessio, pompieri! Non arrivano. Eh sì, che su anche una bella befana! Eccoli, eccoli. Senti! A scendere. Aiuto! Io la scuola, qui! L'ho visto! Intanto prendo lo yaba. Sì, adesso arriva. Arriva! Ecco il Grazie, pompieri! Arriva i pompieri! Ecco. L'hanno salvata. Dov'è che va a girare? Stia attenti, eh! Aveva scuola! Un po' pericolosa in tutti i sensi! Arriva bambini! Sentite che sono di arrivare! Arriva. Quelli.